Ben ritrovati a Diffusion, il salotto di DTV, la TV del digitale terrestre più giovane, fresca e innovativa che c'è. Come ogni martedì parliamo di legalità, parliamo dei vostri diritti e lo facciamo assieme al nostro pool di legali, di avvocati e di esperti che vengono intervistati da Paola Assini per noi ogni settimana. Oggi parliamo dei diritti e dei doveri degli amministratori di condominio e lo facciamo assieme all'avvocato Pierfrancesco Foschi del Foro di Forlì. Ringraziamo Deborah per la linea e benvenuti a una nuova puntata di Dilex. Come abbiamo visto nelle puntate precedenti, l'argomento condominio e amministrazione di condominio ha suscitato moltissimo interesse, quindi abbiamo approfittato per invitare di nuovo l'avvocato Pierfrancesco Foschi e ovviamente il benvenuto alla nostra punta, l'avvocato Marco Minocari. Nello specifico oggi parleremo dell'amministratore di condominio, diritti e doveri, perché ovviamente è una figura che richiede partecipazione, quindi diritti e doveri nei confronti di terzi, di se stessi e dell'entourage che in qualche maniera amministra. Sì Paola, innanzitutto con l'avvocato Foschi alla scorsa puntata ci eravamo dimenticati di introdurre l'aspetto della nomina. Della nomina, esatto, quindi approfittiamo per riprendere questo argomento e ripresentarlo. Molto brevemente, l'amministratore, senza dirvi chi deve essere, lo abbiamo già analizzato, ma l'amministratore di condominio resta in carica un anno, questo è essenziale. Provvede alla sua nomina l'assemblea condominiale. In alcuni casi una volta lo nominava il vecchio proprietario, il costruttore, questo non è ammissibile. C'è un principio quasi sociale, politico, democratico, per cui non è un proprietario originario che indica un amministratore, ma deve essere sempre l'assemblea dei condomini. Per nominare l'amministratore, per dirlo, lo sanno quasi tutti, ma sono necessarie delle maggioranze qualificate, è necessario almeno la metà dell'assemblea che rappresenti almeno il 50% dei millesimi. Quindi, a differenza delle altre maggioranze di 2/3 più qualificate o di 1/3, la metà, basta pensare a questo, dell'uno, sia dei presenti, sia dei millesimi e quindi della proprietà. Nel raro caso in cui l'assemblea non arrivi a nominare un amministratore, o meglio, il vecchio amministratore non provveda a convocare l'assemblea, quindi rimanga un condominio sprovvisto di un amministratore, due condomini che rappresentino almeno un sesto possono rivolgersi al tribunale per chiedere al presidente del tribunale, con una procedura molto snella, la nomina di un amministratore e, ipotesi ultima del tutto residuale, i terzi, cioè non i condomini, che abbiano bisogno di agire contro il condominio, lo vedevamo nella scorsa puntata, uno che abbia subito un danno, un fornitore, può rivolgersi anch'esso al tribunale per dire: io ho bisogno della controparte, non ce l'ho, nominate un curatore, non è un vero e proprio amministratore, al condominio che lo rappresenti. Perché il problema è sempre quello, non può essere il singolo condomino a rappresentare gli altri, ma ci vuole sempre questo soggetto, l'amministratore o questo curatore, che faccia da rappresentante in giudizio verso la pubblica amministrazione del condominio. Bene, faccio una piccolissima domanda, io ho una curiosità. Sì. All'interno del condominio ha più valore il singolo individuo, quindi la persona, oppure colui che in qualche maniera ha un appartamento più grande? Cioè, a parità di importanza, conta la grandezza dell'appartamento, della casa, insomma, calpestata dallo stesso, oppure si fa fronte alla singola persona? Beh, forse l'argomento non è proprio connesso a questo, ma ti spiego subito in due parole. Sì, ma è giusto una curiosità mia. Sì, cioè il principio fondamentale è che ciascuno partecipa alle spese di condominio, quindi alle relative maggioranze e deliberazioni, in base comunque a una tabella millesimale. La tabella millesimale è rapportata a che cosa? Alle dimensioni e alla qualità anche della tipologia di immobile che tu hai. Quindi, conseguentemente, se una persona ha un appartamento molto grande, avrà una quota percentuale in tabella millesimale più alta, quindi evidentemente il suo voto vale di più. Conseguentemente, però, dovrà anche pagare di più nel momento in cui ci sono delle spese, salvo, e questa è la regola generale, salvo alcune determinate specifiche deliberazioni, tipo la giurisprudenza e anche ormai la prassi consolidata dice che se dobbiamo fare comunque un impianto centralizzato per l'antenna o per il citofono,
le spese relative a queste determinate tipologie di intervento vanno suddivise non tanto per quota millesimale quanto per unità immobiliare, quindi ciascuno paga la stessa cifra. Quindi non è detto, dipende la tipologia di spesa, dipende la tipologia di intervento e chiaramente tutto questo fa applicare o le tabelle millesimali o le unità immobiliari. Però la regola principale è quella che comunque si partecipa in proporzione al valore del proprio comunque immobile. Sì, esatto. okay. Non è una testa, un voto, è tot metri o tot tot metri spazio. calpestati. O anche posizione, perché certo. chi è molto in alto ha valori superiori. E chi usa l'ascensore ovviamente ha una voce in più in capitolo. Bene. Sì, voce in più no, più o meno su quelle, però paga di più sicuramente. Paga di più, certo, in questo. Scusate, io No, ho una terminologia assolutamente profana, infatti rappresento i telespettatori che ci ascoltano, molto spesso entro in gap. Anche noi cerchiamo di adattarci. usarlo. Certo. Ecco. No, sì, infatti, allora, la nomina l'abbiamo detta, poi una volta che l'amministratore comunque è nominato, ha dei diritti e dei doveri. esatto, Entriamo nello specifico. Esatto, intanto comunque ha un rapporto, come aveva detto già la scorsa puntata anche l'avvocato Foschi, di mandato con i singoli condomini, quindi non è comunque un'entità, il condominio, che diventi qualcosa di diverso rispetto ai singoli condomini, e l'amministratore agisce in forza di mandato conferitogli dai singoli condomini. Quindi il mandato è un contratto con il quale una persona si obbliga a compiere uno o più atti nei confronti di quella determinata persona. Quindi lui si obbliga in realtà a fare determinati atti in favore del condominio e quindi dei singoli condomini. E quali sono questi doveri? È una serie abbastanza semplice, senza leggervi il codice, ma sostanzialmente sono, prima di tutto, eseguire le deliberazioni. Cioè, in assemblea, oltre alla sua nomina, vengono prese delle deliberazioni, delle decisioni. Esatto. Lui è, se l'assemblea, per fare un esempio, è il Parlamento, lui è l'esecutivo, cioè deve eseguire queste. Bene. Poi deve assicurare l'osservanza del regolamento condominiale, che non è solo quello che magari leggiamo affisso vicino all'ascensore, l'orario di quiete o altro, cioè è anche quello, ma soprattutto la regolamentazione delle parti comuni, l'utilizzo, le spese, così come determinate, o anche la distribuzione delle tabelle millesimali, perché le tabelle millesimali in alcuni casi fanno parte del regolamento, sono inserite nel regolamento, e quindi nell'eseguire le delibere deve dividere le spese o altro secondo quanto previsto dal regolamento e dalle tabelle. Sì. Poi disciplinare l'uso delle cose comuni, perché quello che dicevamo nell'altra puntata, dentro il nostro appartamento siamo proprietari e domini assoluti, padroni. Fuori nel corridoio, nelle scale, nell'ascensore no. Lui amministra l'utilizzo di queste, consentendo a tutti di poterne usufruire, e deve prendere dei provvedimenti, dalle banali pulizie ad alcuni casi l'assicurazione, che non è obbligatoria, ma per tutelare per esempio il condominio, i beni comuni, le parti comuni, è più che opportuno che l'amministratore stipuli dei contratti assicurativi. I giardini, le campi da tennis, per chi li ama, le piscine, l'impianto idraulico sufficiente, che l'acqua che quando più a terra, perché infatti, sono privilegi non di tutti. E per fare questo ha il dovere di riscuotere le quote, diciamo, per parlare in termini semplici, perché noi lo vediamo come un diritto, non è un suo diritto, non è che quei soldi... è un suo dovere. È un suo dovere, perché deve assicurare agli altri condomini che ci siano i fondi necessari per fare questo. Per poter riscuotere queste spese, addirittura ha un potere, se vogliamo, straordinario di agire nei confronti del condomino. Quello che abbiamo detto all'inizio, lui ha la rappresentanza di tutti i condomini e di ogni singolo condomino. Se però deve fare ad esempio una causa per il condominio, deve sempre avere l'autorizzazione dell'assemblea, non per riscuotere le spese condominiali. Già deliberate. Per fare questo, purché appunto già deliberate, può agire autonomamente, senza invocare l'assemblea, rivolgersi al giudice e ottenere un decreto ingiuntivo, cioè una procedura molto più rapida e semplice, per intimare al condomino moroso, che non paga, il pagamento di queste spese, così da assicurare in tempi brevi il fondo necessario ad affrontare lo svolgimento appunto degli obblighi della manutenzione. Da ultimo, compiere gli atti conservativi, quando pensiamo a atti conservativi, cioè sia della proprietà, quindi assicurare, come dicevamo prima, la manutenzione, ma anche atti conservativi verso terzi.
qualora un terzo abbia una pretesa verso il condominio, una servitù di passaggio, un vicino che contesta dei diritti sulla proprietà, lui ha il dovere di attivarsi e impedire che terzi possano vantare diritti verso il condominio. Sì. L'ultimissimo, perché l'articolo 1130 del Codice Civile Infatti. disciplina questi 4 punti che tu hai già elencato benissimo. C'è un ultimo punto che è altrettanto importante, che egli alla fine di ciascun anno deve rendere il conto della sua gestione, cioè deve dire come ha speso i soldi, come quindi vanno ripartiti, e quindi deve presentarsi con un bilancio consuntivo, che è come sono stati spesi i soldi, e un bilancio preventivo, cioè come gli chiederemo l'anno prossimo ai condomini per far fronte a quelle spese. E le spese sappiamo che sono comunque, come dicevamo prima, cioè le più importanti sono le bollette per le utenze. Certo. Ci sono delle volte comunque alla fine degli amministratori che non hanno comunque pagato le bollette dell'ascensore, bloccato, come la luce condominiale, staccata il contatore. Quindi, insomma, Qui si spiega anche perché molto spesso il preventivo è esagerato, nel senso ha un margine di surplus che probabilmente serve a garantire o un rincaro probabilmente del gas o comunque dei costi. Sì, delle volte si fanno anche dei preventivi comunque un po' elevati. Io sono abbastanza contrario a questo. Io anche, ma non è così per il mio amministratore, che è molto favorevole all'esubero abbondante del perché preventivo. si passa da una condotta prudenziale, cioè Esatto. per prudenza, metto avanti, a ormai lo abbiamo indicato, è a bilancio e quindi lo spendiamo. No? Questa è una follia. Esatto. Sì, infatti secondo me bisognerebbe comunque fare sempre un preventivo con quel piccolo di margine di sicurezza rispetto al bilancio consuntivo dell'anno precedente, però di fronte a ipotesi di urgenze insormontabili è evidente che si fa un'assemblea straordinaria e si fa una rata straordinaria. Io dico che sarebbe appunto il comportamento più adatto e adeguato alle circostanze, assolutamente. Sì, no, per le ipotesi straordinarie, ecco, dimenticavamo, quando parlavamo di atti conservativi lo deve sempre fare nello svolgimento delle delibere, salvo la manutenzione straordinaria, cioè lui provvede ad assicurare appunto le pulizie, la manutenzione idrica. Il problema straordinario consente all'amministratore di andare oltre le delibere e intervenire. L'esempio eclatante tipico, la rottura delle tubature. Certo. A quel punto l'amministratore, senza convocare, pur trattandosi di opere straordinarie, senza convocare l'assemblea, provvede e agisce per conto suo, facendo intervenire tecnici o altro. Poi più opportunamente dopo si farà ratificare, perché l'amministratore in casi del genere può compiere atti che vanno oltre le delibere assembleari, però per non rischiare contestazioni in ordine alla straordinarietà o meno di queste opere, alla prima assemblea utile è opportuno che faccia... non solo si fa ratificare, ma deve chiedere i soldi per quell'intervento. Certo. Comunque fa l'uno e l'altro. O implicitamente o esplicitamente deve essere ratificata questa operazione qui. Ecco. Però effettivamente... Di cosa parlavamo comunque alla fine? Di tutti questi lavori, tutto quanto il discorso della rendita del conto di gestione, e dobbiamo parlare un attimo dei doveri e poteri in concreto comunque anche secondo me. Dai. Infatti. Perché a mio parere comunque alla fine per esempio nell'eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, analizzando anche queste cose, non tutti gli amministratori eseguono poi le deliberazioni dell'Assemblea. Per esempio... Quindi si decide in assemblea 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti, certo. però non sempre vengono certamente, delle volte eseguiti. l'amministratore si dimentica, non le fa, tipo non so, c'è da fare, a me mi è capitato per esempio in alcune situazioni, c'era una situazione anche di pericolo non acclarato così chiaro, però c'è da fare dei sondaggi su una situazione immobiliare, su alcuni pilastri di un immobile piuttosto vecchio, e l'amministratore comunque, pur avendo ricevuto il consenso da parte dell'assemblea e quant'altro, in realtà non aveva ancora provveduto a fare niente dopo 1 anno e mezzo. Okay. Questo capita anche perché anche ultimamente molti amministratori di condomini in realtà non si occupano soltanto di un solo condominio, ma ne hanno e ne gestiscono diversi, quindi questo viene un po' a mancare il senso appunto del buon padre di famiglia di cui si parlava la volta scorsa. Molto spesso chi non abita all'interno del condominio ma li gestisce per vie traverse non è poi così accorato nel prendere, questo è un problema. Lo capisco, è il problema appunto della rappresentanza, lo dicevamo la volta scorsa. Ormai la figura del piccolo condomino, che magari è del piccolo amministratore che è anche condomino del medesimo condominio, va scomparendo e diciamo è auspicabile
rivolgersi a un professionista che abbia un'ampia esperienza in ambito giuridico-tecnico. Quel professionista, proprio per la sua natura, non avrà solo 1 o 2 condomini, ma anzi tenderà ad averne più, dico anche decine in certi casi. No, in molti anche casi. in molti casi. Certo. Quindi cosa succede? Mi dà più garanzie come professionalità, meno come presenza. Esatto, e in questi casi, quando non c'è l'adempimento delle deliberazioni, che cosa succede? Che cosa può fare il condomino? Benissimo. Allora, cosa può fare? Allora, nel momento in cui l'amministratore non adempie e non svolge comunque il suo dovere, perché comunque alla fine lui è obbligato ed è un dovere porlo in essere, può essere comunque chiesta la sua revoca. Bene. Cioè, Sì, è uno di quei casi, cui accennavamo nell'altra puntata, la mancata presentazione del rendiconto per 2 anni a fila, Esatto. o appunto la mancata esecuzione delle delibere, che è il caso scolastico. L'assemblea ha deliberato di fare qualcosa, lui non la esegue, il singolo condomino può rivolgersi al tribunale e dire: c'era quella delibera che diceva di fare gli accertamenti sulla stabilità dell'immobile, tu non li hai fatti, io chiedo la tua revoca e nominiamo un altro. Quindi ho risolto così il problema soggettivo, mi resta il problema oggettivo di come risolvere il problema. Esatto. Ovviamente farò intervenire qualcun altro e provvederemo. Lui, nel non aver fatto questo, è anche responsabile, perché in tutti quei casi di revoca che citavamo l'altra volta è sempre collegata anche una responsabilità professionale, personale dell'amministratore. Cioè, oltre ad andare, detto proprio in parole... paga i danni. Ecco, te ne vai e paghi i danni. Esatto. Ecco, Esatto. E, insomma, E non saranno No. insomma piccoli. sai, dipende piccole sempre da somme. quello che non è stato fatto, però sai, ci sono dei casi, adesso attualmente mi è capitato anche di vedere situazioni in cui c'erano dei condomini che era da 2 anni che non venivano sostanzialmente gestiti, nel senso non veniva mai fatto il consuntivo, il preventivo. Alcuni condomini sono rimasti, come ti ho detto prima, comunque alla fine senza anche illuminazione per il mancato pagamento delle bollette. E ci sono delle situazioni in cui comunque alla fine l'amministratore può aver avuto dei problemi, se spesso è una persona singola. Sai, se sono società magari con una struttura un po' più articolata è difficile che ci possa essere una situazione di completo abbandono. Ma la vecchia figura dell'amministratore comunque singolo può cominciare, diciamo così, a segnare il tempo, un po' come tutte le professioni. Non è detto che comunque in tutte le professioni si possa ormai improvvisare tuttologi. Assolutamente. E quindi non si può essere presente e capirne come un tecnico, come pure essere in studio, ricevere i clienti o i condomini tutti quanti i giorni, sapendo rispondere a qualsiasi problema immediatamente. Ci vogliono competenze specifiche o perlomeno lavorare comunque in pool, quello sicuramente. E oggi, secondo me, le figure si stanno specializzando sempre di più, anche gli amministratori di condominio, tant'è che parlavamo prima di amministratori che possono avere comunque qualche decina. Beh, ce ne sono in Romagna comunque anche che ne hanno centinaia. Caspita, Studi o che diventa hanno un mestiere a tutti gli o che hanno effetti. super Sì, sì. condomini, Certo. perché Anche, il esatto. super condominio è, per intenderci, il grattacielo, il grande complesso, Certo, i 100-200 assolutamente. appartamenti. Allora, a questo proposito io vorrei introdurre una domanda molto interessante di un nostro telespettatore che si preoccupava effettivamente del corrispettivo, cioè di quanto in realtà l'amministratore deve essere pagato. Allora, ve la leggo. Abbiamo nominato un amministratore senza determinare il suo compenso. Al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo ci ha presentato una somma nettamente superiore alla media dei compensi degli amministratori della nostra zona. Come ci dobbiamo comportare? Quindi chi decide quanto e perché? Il problema è ben posto perché hanno sbagliato all'inizio, ma già evidentemente si sono interessati della soluzione in questi termini. Hanno sbagliato a non deciderlo all'inizio, certo. E mi fa specie anche che non lo abbia fatto l'amministratore, perché la prima cosa che fa l'amministratore dopo tutti i doveri che abbiamo elencato è di quanto assicurarsi i suoi vengo pagato, diritti, cioè certo. quindi il compenso. Per cui normalmente nelle delibere viene sempre proposto l'entità del compenso. Sì. Qui non è successo, in buona fede, in malafede. Non si è capisce successo. perché, però non è successo. Magari per l'urgenza. Per urgenza, Certo. che non ha importanza. Di fronte a questo è ben posta la domanda perché dice: ma noi ci siamo orientati, abbiamo chiesto in giro, nella nostra zona hanno dei compensi inferiori. Ed è proprio quello il criterio, perché non esiste un tariffario nazionale degli amministratori di condominio. Esistono tariffe locali
Tra l'altro nella delibera iniziale non poteva essere fatto riferimento a un tariffario perché ormai la legge antitrust per qualunque professione, per qualunque settore vieta di fare riferimento a tariffe, cioè se il condomino fosse arrivato alla prima assemblea dicendo pagherete secondo la tariffa X degli amministratori non avrebbe avuto alcun valore. Però in assenza di tutto questo il principio è c'è un'attività, c'è una prestazione, ha diritto comunque a un giusto compenso. Certo. Questo compenso, infatti la giurisprudenza richiama spesso le tariffe medie locali, quindi correttamente si sono rivolti in giro per sapere nella zona, nella città, quanto potesse costare un amministratore e quel criterio e quindi la differenza è ciò che legittima questi condomini a rivolgersi a un giudice dicendo noi abbiamo visto che costa X, lui ci ha chiesto X per 2, come ci dobbiamo comportare? Ed è molto probabile che gli venga accolta una domanda del genere perché presentando tariffe locali o altri compensi documenti di che attestano che la tariffa annuale è di tale entità, questo può andare bene. Solo per precisare, nella tariffa dell'amministratore, problema che emerge tutte le volte, non vanno inserite le assemblee straordinarie, salvo pattuizioni particolari. L'amministratore dice ma io però ho dovuto fare 2 o 3 assemblee straordinarie. Sì. No, non è ricompreso, fa parte della sua attività. C'è da dire che appunto quello che è compreso nell'attività ordinaria e base dell'amministratore è quello che abbiamo detto prima, cioè il 1130 prevede quei 4 doveri più 1, cioè l'obbligo di presentare il conto della sua gestione. Tutte le attività straordinarie che non sono previste all'interno comunque di quella determinata articolo sono straordinarie e vanno pagate in più. Bene. Salvo i lavori, ecco, salvo alcuni lavori forse. Per alcuni lavori straordinari sì. Può essere pattuito, ma questo deve essere proprio messo perché la famosa domanda che si fa, ma l'amministratore fa la cresta, che faceva, sì. La può fare legittimamente ed è previsto fino a un 5% su specifici sì. lavori, cioè, però deve essere pattuito. Se deve seguire un lavoro straordinario può chiedere un aumento perché deve seguire comunque tutta una serie di operazioni, coordinare tutta una serie di operazioni che evidentemente sono superiori o extra mandato ordinario. Se no gli è dovuto. All'inizio, quello che si è deciso all'inizio. Esatto. Molto bene, comunque nel caso in cui, nel caso appunto del nostro telespettatore, bisogna comunque rivolgersi a un'autorità. Perfetto. Ed è lei che decide. Bene, noi sempre a voi ci affidiamo poi in qualche maniera, alla fine dei conti, meno male per voi, esatto. Noi ringraziamo tantissimo l'Avvocato Minocari e l'Avvocato Foschi e ovviamente riprendiamo l'argomento anche in seguito perché come abbiamo visto gli argomenti sono tanti e è sempre interessante affrontarli. Noi intanto ridiamo la linea a Deborah e ringraziamo i nostri telespettatori che ci fanno compagnia e che ci seguono e ci vediamo alla prossima. Grazie. Grazie. E allora grazie Paola della linea, la riprendo per ricordare ai nostri telespettatori che se vogliono possono mandare le loro domande al nostro avvocato mandando un'email a programmi@di-tv.net, una mail o anche un videomessaggio, così saranno protagonisti loro stessi di una puntata di Diffusion. E prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento a domani. Domani sera parleremo di bellezza, andremo assieme al Palace Beauty & Spa di Imola per parlare di abbronzatura e di trucco da montagna. Ciao!